Il ministero aveva stabilito che per il Veneto dovevano esserci quasi 10.000 nomine in ruolo, dall'infanzia alle superiori, compreso il sostegno. Abbiamo sì e no 2.000 nomine di ruolo, significa che quasi 8.000 posti sono dati a supplenza. Come ogni settembre all'inizio dell'anno scolastico si porta dietro problemi annosi, discussi sempre ma mai risolti. In primis la mancanza di insegnanti di ruolo. Tanti proclami fatti quest'estate, spiega Marco Moretti, segretario della CGIL Scuola, ma poi come sempre un nulla di fatto e a pagare saranno gli studenti. La percentuale di insegnanti di ruolo è bassissima. Dico un dato per quanto concerne solamente la provincia di Treviso: il primi di settembre l'ufficio scolastico ha dato la bellezza di 2.500 posti di supplenza, tanti quanti sono stati più di quelli che sono state le nomine in ruolo. Capite che c'è una discrepanza non da poco. Ad aggravare una situazione già difficile anche la questione concorsi. Se non fossero stati banditi, commenta, ma ci fosse stata una regolarità, avremmo docenti di ruolo che darebbero continuità dal 1° settembre per più anni. Invece ci ritroviamo ad avere 3.000 nomine in ruolo, se va bene, e circa nel Veneto quasi 20-21.000 posti di supplenza. A questo si va ad aggiungere un altro problema non da poco. Che abbiamo ancora concorsi straordinari che si stanno completando, e quindi succederà anche un'altra cosa anomala. Ci saranno dei supplenti che vengono nominati adesso, e quando sarà terminata questa fase procedurale ci saranno il docente nominato di ruolo che subentrerà. Capite che anche questo in corso d'anno è un problema. Non solo, ma anche concorsi con molti punti oscuri, tuona Moretti, quesiti con domande sbagliate, risposte sibilline, insomma, invece di supportare la carenza di personale, questi concorsi hanno creato dei crateri. Sulla questione settimana corta per la crisi energetica, la CGIL è ferma. Io credo che questo sia un andare a colpire nuovamente la scuola. Come linea politica siamo assolutamente contrari, perché non credo che siano questi gli aspetti su cui andare a colpire per una riduzione energetica.